Ok, buonasera a tutti i presenti, buonasera a tutti quelli collegati. È una bella sera oggi, è stata una bella sera ieri, sarà una bella sera domani, si spera. E vorrei innanzitutto invitarvi ad alzarvi in piedi, belli, carini, sì, fate movimento con le gambe che fa bene alla circolazione, soprattutto se si possiede una certa età, come alcuni nostri pastori. Se qualcuno laggiù in fondo vuol venire un pochino più avanti, che si vede meglio, si sente meglio, sì, prometto che funziona davvero così. Direttamente vorrei pregare per iniziare il nostro culto giovani di questa sera. Ti ringrazio, Padre, per tutto quello che fai, ti ringrazio per questa sera che possiamo condividere insieme. Ti ringrazio, Padre, per l'occasione che abbiamo di lodarti, di ascoltarti attraverso la tua parola. Ti prego, Padre, di benedire questo momento di lode e adorazione e di benedire poi il momento della parola. Ti chiedo inoltre di benedire tutto il nostro gruppo giovani, i nostri gruppi adolescenti, preadolescenti, giovani più. Ti prego, Signore, di accompagnarci sempre e di farci sentire la tua presenza. Tutto questo ti chiediamo, in nome di Gesù. Amen. Vive in noi.
alleluia, mi amo di una melodia, in alto un alleluia, il cielo lotta già per me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me, innalzo un alleluia, il male fuggirà da me, innalzo un alleluia davanti ai misteri, innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 amo di una melodia, cantalo più forte, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, cantiamo insieme, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia, innalzo un alleluia. Amen. 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 Ok, non so se vi siete resi conto anche voi, però abbiamo appena cantato due canzoni dove, scusate, la prima parla di un Dio, di Gesù, che ha sconfitto la morte, che in croce ha salvato ognuno di noi, perché dice in croce salvasti il peccatore, quindi abbiamo parlato di innalzare un alleluia di fronte a ogni problema, a ogni situazione negativa, ma anche positiva, a questo Signore che ha fatto così tanto per noi. E non serve arrivare a pensare alla croce, cioè non è solo la croce che ci fa pensare quanto grande sia il Signore. Il semplice fatto che ci sia un albero là fuori, del fatto che prenda anidride carbonica e la butta fuori in ossigeno per farla respirare a noi, o tantissime altre cose come gli animali, che non è semplice tipo, ah sì, il Signore ha creato i cani. Ci sono svariate razze di cani, il Signore è creativo con qualsiasi cosa, è creativo con ognuno di noi. Siamo diversi, diversissimi, penso
sia evidente, e ognuno di noi è stato creato a immagine sua in un modo unico e perfetto. Non è semplice da credere che siamo perfetti, però lo siamo. Il Signore stesso, creatore di tutta la terra, di tutto l'universo, ha pensato a noi, che se vediamo quanto siamo grandi in confronto all'universo, siamo tipo, penso, più piccoli di una briciola. Ha pensato a noi e per noi è morto per quanto ci amava e ci ama. Non so se vi rendete conto di nuovo. Il Signore è lassù nei cieli, è qua con noi, però è lassù nei cieli, ci sono angeli che lo lodano, angeli che sono là prostrati a Lui, e Lui pensa a noi, vuole un rapporto con noi, veramente non avete idea. Lui è il creatore di tutto, il creatore degli angeli, di tutto quello che ci circonda. Vuole un rapporto intimo con me, con Bianca, con Beatrice, con Amanda, con Alessandro. È pazzesco, è tipo blow mind, proprio è assurdo. E oltre a questo, oltre al fatto di voler un rapporto con noi, Lui è un Padre meraviglioso nei nostri confronti. Non importa quello che facciamo, non importa quello che diciamo, non importa quante volte lo rinneghiamo, Lui è con noi. E Lui continua ad amarci. Lui continua a perdonare i nostri peccati e ad essere il Padre perfetto che magari non tutti noi possiamo avere qua sulla terra, ma su nei cieli ne abbiamo uno, ed è unico per tutti noi, e siamo tutti fratelli. E quindi in questa comunione che voglio passarvi questa sera, lodiamo il Signore con le prossime canzoni. Io so le storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi ha detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te. Ti conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio sei perfetto, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via,
impossibile che io mai capirò, tu mi chiami a conoscere a fondo il tuo amore profondo, il tuo amore profondo, amore, Dio, tu sei un amore, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Signore, ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per ogni persona qui presente, Padre. Ti chiedo per ognuno di noi di poter continuare a stare al nostro fianco, di farci sentire la tua presenza, Padre, di parlare al cuore di ognuno di noi, Signore. Chiamaci al tuo ministero che hai riservato per noi, chiamaci al piano che tu hai per le nostre vite, Padre, con chiarezza e potenza, Signore, che non ci siano dubbi, che sia tu a parlare ai nostri cuori, Padre. Ti chiedo questo per le vite di ognuno di noi, ti chiedo questo per la vita di ogni credente qui sulla terra, ma non solo, per ogni persona che ancora non ti conosce, Signore. Ti chiedo di parlare grandemente ai loro cuori, di poterti far conoscere, Signore. Apri i loro cuori, parla ai loro cuori, che loro possano accoglierti a braccia aperte come sei sempre, Padre. Nonostante continuiamo a pensare che non siamo degni di te, e non lo siamo, perché siamo imperfettissimi all'ennesima potenza, Padre, però tu sei qua con noi. Tu sei con noi e sei il nostro Padre e ti prendi cura di noi in una maniera incredibile, Signore, in una maniera perfetta. E ti ringrazio grandemente, Padre, per questo. Ti chiedo che ogni persona su questa terra possa conoscere il tuo amore, che possa davvero poterti conoscere, e usa ognuno di noi qui oggi per poter arrivare a questo, Padre. Amen. Io
camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. Signore Padre, noi ti vogliamo ringraziare, Signore, per questo momento, Signore, che tu ci hai dato l'opportunità di poter lodarti e adorarti, Signore, che tu possa ricevere questa lode con tutto il cuore, Signore. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo che la parola che sarà detta, Signore, che possa entrare nel fondo, Signore, e penetrare, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi, Signore, e che tu ci possa accompagnare questa notte, Padre. Ti ringraziamo nel tuo nome. Amen. Potete sedervi. Possiamo proiettare la prima slide, per favore? Ok, stiamo meditando tutti i sabati su questi comandamenti che il Signore ha dato, ovviamente quando Lui era in vita, no? Che sono veramente sono dei comandamenti, non sono dei semplici consigli. E questi, la settimana scorsa abbiamo meditato insieme a Samuel che noi dobbiamo nascere di nuovo, ok? Che
che è un comandamento che è molto legato ai prossimi due argomenti, che sono il primo, questo che studieremo stasera, è ravvedetevi, e il secondo credete. Perché? Perché noi non possiamo nascere di nuovo se non prima ci ravvediamo. Questo è il primo comandamento, che è un prerequisito per la nuova nascita, e la seconda è che dobbiamo avere fede nell'opera di Cristo. Ok? Quindi Gesù ha detto così nel suo ministero, proprio all'inizio del suo ministero. Dice: da quel tempo Gesù cominciò, passiamo alla slide per favore, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Cosa vuol dire la parola ravvedimento? È una parola molto complessa nel suo significato originale. Vuol dire questo: ponderare, considerare attentamente un nuovo modo di pensare, lasciare volontariamente la propria posizione e fare propria una nuova idea, rinnegando quella precedente. Ossia, che cosa significa? Quando io ho un vero e proprio incontro con Gesù, ovviamente non posso rimanere quello che ero prima, perché la parola di Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, come i cieli sono alti sopra la terra, i miei pensieri sono molto più alti dei vostri. Ossia, quando noi incontriamo Cristo, qualcosa nella nostra vita deve cambiare, non possiamo rimanere tal quali. E quindi io ti invito già a pensare al significato di questo che ti sto dicendo adesso, ossia, la tua vita è cambiata da quando hai conosciuto Cristo, o semplicemente stai soddisfando delle necessità liturgiche, ossia vuol dire vado in chiesa, studio, leggo la parola di Dio perché lo fanno i miei genitori o perché è bello farlo. No, deve essere cambiato qualcosa dentro di me, ossia il ravvedimento deve avere un vero significato nella mia e nella tua esistenza. Ok? Allora noi considereremo stasera 3 punti che riguardano proprio che cosa significa ravvedersi, ossia delle cose che sono molto legate al ravvedimento. C'è un testo che si trova in Luca capitolo 3, versetto 7 e 8, e dice così la parola di Dio. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira futura? Un po' più avanti dice: non cominciate a dire voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Allora che cosa stava succedendo lì? Giovanni Battista stava predicando in un modo molto forte nel deserto vicino a Gerusalemme, e tutta Gerusalemme, dice la parola di Dio, che accorreva a lui perché lui aveva veramente una parola che toccava i cuori delle persone, no? Però che cosa succede? Queste persone arrivavano da lui, si facevano battezzare perché pensavano che battezzarsi significava essere nati di nuovo, significava che qualcosa era cambiato con Dio. A volte, io conosco la storia di un fratello di un'altra chiesa, dalla chiesa da dove io provengo. Interessante, venivano da una chiesa molto grande, no? E tutti i suoi amici si battezzavano. E lui, quando è venuto qua in Italia, ha cominciato ad ascoltare la predicazione della parola di Dio. Lui ha detto: oggi io mi voglio ribattezzare perché adesso ho capito che il battesimo che ho fatto qualche tempo fa era semplicemente un bagno di acqua. Adesso capisco che cosa significa ravvedimento, ossia adesso qualcosa è cambiato dentro di me, adesso ho capito cosa c'è dentro di me, adesso ho capito che la mia natura è una natura peccaminosa che va contro i principi di Dio, e perciò io voglio adesso veramente battezzarmi. Queste persone si sono battezzate semplicemente per un rituale, ma era un bagno d'acqua. E Giovanni gli ha detto: ehi ragazzi, state venendo da me, vi state battezzando, ma il vostro battesimo è un bagno di acqua. Ossia, quando noi veramente facciamo un cambiamento nelle nostre vite, allora sì che è il momento che noi possiamo dare una testimonianza pubblica importante, perché abbiamo capito che cosa significa ravvedersi, ossia aver cambiato idea, sapere che quello che noi facciamo e che quello che noi pensiamo deriva da una nostra condizione di peccatori davanti a Dio. E se c'è una cosa che ferisce il Signore è veramente il peccato. La seconda cosa che noi dobbiamo imparare
che ci sono dei giusti che sono dei superbi e dei peccatori che sono giustificati. Guarda cosa dice questo brano biblico che si trova in Luca capitolo 18. 2 uomini salirono al Tempio per pregare, ossia tutti e 2 salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro era un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, io ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte al giorno alla settimana, pago la 10ª su tutto quello che possiedo». Ossia, che cosa lui è andato a portare davanti al trono di Dio? Il suo orgoglio. Ossia, Signore, io faccio tutto quello che serve per essere un buon figlio di Dio. E guarda che cosa dice invece l'altra parte del testo. Dice: ma il pubblicano, che è un peccatore riconosciuto in Israele, dice, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Allora, quando tu pecchi, ti faccio una domanda che non devi rispondere a me, ma devi meditare su quello che io ti chiedo. Quando tu pecchi, qual è la prima cosa che succede nel tuo cuore? La tua vita continua esattamente così com'è, oppure c'è qualcosa dentro di te che si rattrista, che si deprime e che dice: qualcosa ho sbagliato, qualcosa ho sbagliato? Se è così, significa che tu sei nato di nuovo, significa che lo Spirito Santo dentro di te si sta rattristando e ti sta avvisando che qualcosa non va nel tuo rapporto personale con Dio. E l'unica cosa che tu puoi fare è confessare, come ha fatto quel pubblicano che era pieno di peccato, ma ha detto: Signore, è mia responsabilità, è mia colpa quello che sta succedendo nella mia vita. E quando io riconosco e prendo responsabilità di quello che io faccio e di quello che io sono, io torno a casa giustificato, ossia divento giusto davanti a Dio. Non so se è una buona notizia o una cattiva notizia per te. Un giorno tutti noi, dal primo all'ultimo, dal pastore più spirituale del mondo fino all'ultimo peccatore di questa terra, si presenteranno davanti al trono di Dio. E davanti a questo trono la Bibbia lo descrive come un grande trono bianco, come la gloria di Dio manifestata a tutti gli occhi degli esseri umani. Allora lì noi dovremo veramente davanti a Dio dire: ok Signore, io sono qua veramente per la tua grazia. Oppure noi diremo: Signore, io non ho riconosciuto per tutta la mia vita quello che io sono, quello che io ho fatto, e adesso veramente merito di andare lontano da te per l'eternità. Dipende da quello che noi facciamo su questa terra. Chi è che ha visto il film Il Gladiatore? Qualcuno ha visto qua? Ha detto una frase fantastica secondo me. Lui ha detto: quello che facciamo sulla terra risuona nelle eternità. Quello che tu confessi qua sulla terra ti porterà davanti al trono di Dio come un figlio di Dio a cui Dio permetterà di vivere insieme a Lui per tutta l'eternità, oppure ti dirà: vai via da me perché io non ti conosco. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo imparare del ravvedimento. E quel pubblicano è tornato a casa veramente giustificato, ossia giusto davanti a Dio. Perché? Perché semplicemente ha riconosciuto quello che lui era e soprattutto quello che lui aveva fatto. Terza cosa, dice così la parola di Dio, Matteo capitolo 3, versetto 8, il ravvedimento vero porta dei frutti. Giovanni Battista ha detto: fate dunque dei frutti degni di ravvedimento. Non c'è cosa più bella che ravvedersi davanti a Dio e vedere il proprio carattere che piano piano si trasforma, diventa un carattere amorevole, diventa un carattere dolce, diventa un carattere equilibrato, diventa un carattere espansivo. Perché? Perché Cristo ha cominciato a vivere dentro di noi. L'Apostolo Paolo ha detto una volta: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io vivo ora nella
nella mia carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la domanda che ti faccio questa sera, che ancora non devi rispondere a me, è questa. Cristo sta vivendo dentro di te? Tu riconosci che il tuo carattere si è stato trasformato dall'opera dello Spirito Santo? È a questo che porta il ravvedimento. Se io mi sono convertito come io penso di essermi convertito, ma tutto è proseguito fino ad oggi come era allora prima di conoscere Gesù, allora veramente una vera conversione non c'è stata. Ma se io mi sono ravveduto, io tornerò a casa giustificato, io tornerò a casa con un carattere trasformato che il Signore potrà usare per la sua gloria. Posso dirti una cosa, tu sei un'anima preziosa per Cristo e Lui vuole usarti per la sua gloria, ma il primo passo che noi dobbiamo fare perché noi possiamo essere veri figli di Dio, dobbiamo ravvederci, dobbiamo riconoscere quello che c'è dentro di noi. E la parola di Dio dice nel libro di Geremia, al capitolo 17, versetto 17, che il nostro cuore è insanabilmente malvagio, insanabilmente malvagio. Ma se tu hai questa consapevolezza, porta davanti a Dio questa insicurezza, questa tristezza, questa cosa che ti dà veramente fastidio dentro, mettili ai piedi del Signore, ravvediti perché il Signore vuole usarti per la sua gloria. La tua vita è preziosa, non sprecarla. La parola di Dio dice che chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. Non permettere al tuo orgoglio di non essere una nuova creatura. Preghiamo. Signore nostro Dio, nostro Padre, è il tuo Spirito, Signore, che ci deve chiamare a una nuova nascita, a essere rigenerati. La tua parola è chiara, Signore, e dice che dobbiamo fare due cose. La prima è ravvederci, ossia portare al tuo trono tutti i nostri peccati, tutte le nostre angosce, tutte le nostre limitazioni spirituali e chiedere perdono, Signore. La seconda è avere fede nell'opera di Cristo. Questo ci dice la parola di Dio. Io ti chiedo, Signore, che i nostri ragazzi possano sperimentare questo ravvedimento profondo, Signore, nella tua presenza. Parla, Signore, parla al cuore di ciascuno di loro e continua, Signore, a lavorare nelle loro vite. Se c'è qualcuno qua che ancora non ha portato davanti al tuo trono, Signore, questo ravvedimento di quello che noi siamo e di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa farlo questa sera, Signore, nei nostri gruppi di studio, attraverso quello che abbiamo detto qua dal pulpito. Signore, ti prego nel nome di Gesù, salva, perché abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito per essere salvati. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Adesso ci divideremo nei nostri rispettivi gruppi di studio, ok, con i vostri responsabili. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito da casa e Dio vi benedica nel nome di Gesù.